La sanità non risponde al concetto di pianta organica, sono i servizi e le attività a quantificare il numero di medici e infermieri necessari a far funzionare il sistema. Dopo il Covid, per fare un esempio concreto, il numero di infermieri in forza all'ULSS 1 è aumentato rispetto al 2019, ma contestualmente è stato forte l'incremento dell'attività sul territorio e quindi oggi, come nel 2019, c'è ancora bisogno di infermieri. Diverso il caso dei medici. Rispetto a 5 anni fa, a fine ottobre, sulla carta, all'ULSS Dolomiti ne mancavano 40. È un problema nazionale, non vuole essere un alibi questa affermazione. Ovviamente la Regione del Veneto credo che sia noto con tutti gli strumenti possibili, compreso il piano strategico per gli investimenti sul personale che è stato deliberato quest'anno dalla Giunta, con incentivi di ordine economico, con forme di reclutamento, quelle consentite dalla normativa vigente. All'ULSS le carenze sono coperte da liberi professionisti per lo più pensionati, dai medici ingaggiati dalle cooperative per la parte residuale necessaria ai pronto soccorso e dai turnisti che arrivano soprattutto dall'azienda ospedaliera di Padova, grazie ai quali l'azienda sanitaria bellunese riesce a tenere aperti interi reparti. Per affrontare la carenza di medici bisogna lavorare insieme, spiega il numero 1 della sanità del Veneto, Massimo Annichiarico. Si fa prestissimo a delegittimare un'istituzione pubblica per fini che a volte possono anche essere strumentali, e questo è qualcosa che nel nostro Paese sconta un po' di dinamica anche propagandistica, opportunistica. Annota Annichiarico, non mi pare che tutti i segnali siano orientati a sottolineare il valore della sanità pubblica come difesa di un bene civico. Io credo che dobbiamo in questo senso tutti quanti, a partire dalle istituzioni, provare a lavorare nella medesima direzione, altrimenti trasferiremo al cittadino, che già è un rischio delle cose che non si pagano direttamente, quelle di pensare che non valgano molto, è un indotto un po' psicologico. Dobbiamo insieme far percepire quanto questo sia un valore. Non vorrei scoprire quanto vale soltanto quando l'avremo perso, speriamo ovviamente di non perderlo.